Siamo qui con l'assessore al turismo regionale Finozzi e oggi parliamo di fondi europei. Innanzitutto bisogna dire che per la prima volta finalmente la Regione ha inserito sul programma appunto fino al 2020 uno spazio dedicato al turismo. Non era mai stato così. Abbiamo inserito un importante budget, oltre 50 milioni, che saranno destinati alle imprese per ammodernare le proprie strutture. Spesso e volentieri criticano le nostre destinazioni turistiche per la qualità degli alberghi, perché ovviamente hanno bisogno di continua manutenzione e non sempre l'imprenditore è in grado di investire delle risorse. Con questi investimenti invece daremo un'importante scossa, soprattutto a quelle aree un po' meno frequentate dal punto di vista turistico come la montagna, dove hanno un particolare bisogno di ristrutturare, perché la qualità dell'offerta è il principale motivazione per cui un turista sceglie una località rispetto a un'altra. Ecco, sta cambiando il modo anche di andare in vacanza, meno appartamenti in affitto e più bed and breakfast. E come fare uno che magari ha appunto degli appartamenti da affittare che vuole convertire questa struttura ricettiva? Innanzitutto abbiamo inserito nella nuova legge sul turismo delle forme di accoglienza innovative come l'ospitalità diffusa. È una modalità dedicata alle aree di montagna che permette di appartamenti, a delle piccole località che hanno a disposizione questi spazi di mettersi assieme e creare una sorta di collaborazione e di uniformità dell'offerta. Quindi il turista che sceglie queste località sa che trova in un unico punto un riferimento per tutta la zona. Questo ci permette di aprire qualche vecchio appartamento che non era mai stato messo a disposizione per fini turistici, di ristrutturarlo e poi renderlo agibile da un punto di vista turistico e aumentare il livello di ospitalità. Ecco, ma mi metto nei panni di chi ha una struttura del genere. Cosa fare? A chi deve chiedere? A chi deve telefonare? Ma non c'è un numero di telefono particolare, ci sono varie fasi attraverso le quali un appartamento che magari prima era destinato alla normale allocazione, trasformarlo ad uso turistico. Prima di tutto bisogna andare in comune e chiedere la trasformazione della destinazione d'uso. È molto importante perché altrimenti diventerebbe difficile considerare quell'appartamento a fini turistici. Poi il proprietario deve decidere se utilizzarlo e gestirlo direttamente oppure darlo in gestione a un'organizzazione che magari ha altri appartamenti, che gli permette di entrare in un circuito anche attraverso l'online di offerta più importante. Poi ovviamente c'è bisogno anche di dare dei servizi, allora o si dà l'appartamento così senza nessun servizio o se invece si aggiungono dei servizi come la pulizia dello stesso, la fornitura, che ne so, di lenzuola o di altri servizi, allora gli scatta un meccanismo che passa dall'appartamento turistico a un'altra forma di ospitalità e si entra in un regime completamente diverso. Credo che sia un investimento importante in un periodo dove gli appartamenti sono sfitti o invenduti perché la crisi del settore immobiliare ha pesato tantissimo sul nostro territorio. Riconvertirli credo sia un'ottima opportunità. Abbiamo parlato della montagna, però insomma, per esempio le zone termali, ci sono delle zone nel Veneto, il Garda, che sono forse un po' meno gettonate. Il Garda devo dire che sta vivendo un momento particolarmente interessante da un punto di vista turistico. I dati di qualche giorno fa parlano addirittura di un più 30% di presenze turistiche. Il Garda ormai è diventato il lago del nord Europa e ha raggiunto percentuali attorno al 75-80% di presenze turistiche straniere e questo è molto importante perché importiamo moneta fresca e in qualche modo suppliamo la crisi del turismo italiano. Ci sono alcune aree che in qualche modo sono specializzate nell'offerta turistica attraverso gli appartamenti, parlo ad esempio di Bibbione, dove quando si pensa a Bibbione si pensa più all'appartamento che all'albergo, dove stiamo formulando delle offerte particolari per il mercato russo. Mercato importante perché ci permette di allungare la stagione estiva. Per loro le nostre temperature di settembre è piena estate, quindi dare la possibilità ai nostri alberghi, ai nostri appartamenti di essere frequentati anche in periodi dove normalmente non ci sono turisti diventa un modo per alzare il numero di turisti senza andare a congestionare le nostre spiagge nei periodi più caldi. Ecco, ma il turista russo che cosa desidera? Qualità,
e noi stiamo cercando di accattivare l'interesse di quel mercato russo che non è quello che frequenta le spiagge romagnole. Loro sono partiti molto tempo fa con delle offerte molto importanti legate anche a voli low cost che collega Rimini o Forlì direttamente ad alcune città russe, ma è un turista che non spende molto. Noi vogliamo invece andare su quella fascia di turisti russi a cui piace l'enogastronomia, la cultura italiana, la possibilità di fare shopping, quindi un mix di interessi che si possono mettere assieme e per il russo che è molto attento a queste cose diventa un'offerta molto importante. Bene, ringraziamo l'assessore regionale al turismo Finozzi che ci ha dedicato tempo e spazio prezioso per parlare del turismo nella nostra regione. Grazie ancora, assessore.